quanto riguarda il Napoli, invece, quest'oggi c'è stata l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, il faccia a faccia tra il Sassuolo e il Napoli alla prima di Serie A. Vi faccio vedere le immagini. È finita 2-1 e ci sono delle note positive per il Napoli, perché comunque sono apparsi subito in forma e con feeling anche i nuovi arrivi. E poi Conte ha voluto mettere in campo insieme Lobotka, Anghissà, De Vrij e McTominay, e praticamente quello 4-1 iniziale che glielo ha permesso poi è stato cambiato a gara in corso, è finita 2-1, in forma anche Politano. Certo è che ci sono brutte notizie, perché Lukaku è uscito anzitempo al 33esimo minuto e mentre usciva si toccava la gamba facendo delle smorfie di dolore, ed è per questa ragione che ci sono dei dubbi per cui possa partecipare alla prima di Serie A proprio contro il Sassuolo. C'è apprensione riguardo a questo. Il Napoli ha fatto sapere l'entità dell'infortunio e tra poco ve lo raccontiamo con la nostra Naomi. Però un inizio di campionato senza Lukaku e un inizio di campionato con Lukaku fa tutta la differenza del mondo, perché poi ovviamente i nuovi devono prendere feeling e confidenza con il resto della squadra. Allora, vediamo con la nostra Naomi, intanto che continuiamo a vedere i momenti salienti dell'amichevole Napoli-Olympiacos 2-1, quali sono le condizioni di Lukaku. Esatto, perché attraverso la Gazzetta dello Sport ci fa sapere che le sue condizioni verranno valutate lunedì con gli esami strumentali. Il Napoli spera che possa recuperare, però l'attaccante si è accasciato a terra tenendosi la gamba. Lo staff medico degli azzurri è intervenuto subito applicando del ghiaccio. Lukaku è stato sostituito da Lucca, che è entrato immediatamente negli spogliatoi. Quindi, stando sulla notizia e su quello che è accaduto in campo, attualmente il Napoli non ha pubblicato un comunicato ufficiale. Si attendono le comunicazioni che seguiranno nelle prossime ore, verosimilmente lunedì, quando il belga verrà sottoposto agli esami strumentali per comprendere l'entità dell'infortunio. Allora, Mattia, Lobotka, Anghissà, De Bruyne e McTominay in campo inizialmente tutti insieme con un 4-1-4-1. Come l'hai visto questo assetto? Allora, innanzitutto è gente che sa giocare a calcio, Conte la mette sempre in campo, quindi questi danno del tuo al pallone, quindi sicuramente c'è da divertirsi da centrocampo in su. Bisogna anche garantire una fase difensiva adeguata, perché comunque 4 giocatori offensivi cominciano a essere tanti, soprattutto quando giochi poi in Serie A, perché nel nostro campionato ogni partita è veramente difficile, e soprattutto poi avendo anche una punta che sia Lukaku che sia Lucca. Diciamo che il lavoro sporco alla fine lo farà sempre come al solito Politano sulla destra, perché è uno di quelli che... Oggi Gagliardo Politano, esatto, che c'è sempre, lui sì, acquisti, non acquisti, ma alla fine il suo spazio lo trova sempre con ogni allenatore, quindi vuol dire che per gli allenatori sono i classici giocatori che servono sempre. Detto questo, diciamo che se trova la giusta amalgama di squadra per reggere, insomma, questi giocatori, il Napoli si può divertire. Non sarà facile, però sicuramente ci proverà, anche perché comunque oggi c'erano fuori dei giocatori che sono importanti anche loro. Tra l'altro poi c'è stata una scena memorabile, perché va bene l'amichevole, Adriano, ma stiamo calmi, perché il Cabi è entrato forte su Rachmani e Conte non l'ha presa bene, è entrato subito per raccomandare al giocatore avversario di andarci piano. L'aveva fatto anche Inzaghi in amichevole, ti ricordi, del Palermo? È vero, sì. Fa, sì, in è vero. Svizzera, mi pare. È vero, sì. Era stata una scena diventata abbastanza virale tra le due panchine. Sull'infortunio di Lukaku, allora, un anno fa, oggi, Lukaku non era ancora lontanamente un giocatore del Napoli, se ci ricordiamo, è arrivato il 29 agosto. Quindi se vogliamo seguire una tabella di marcia, Conte, che può essere logica rispetto a un anno fa. Diamo a Lukaku qualche giorno di recupero sperando che non si sia fatto nulla, però ecco, per dire, non drammatizziamo, perché anche l'anno scorso Lukaku è quindi dici che un eventuale inizio senza Lukaku non è così? Sì, era già successo un anno fa fondamentalmente di partire senza. Ci ricordiamo, a proposito di quello che dicevamo prima, il mercato, le pretese di Conte, che poi ottenne
Effettivamente Lukaku a 2 giorni dalla chiusura del mercato, però arrivò proprio all'ultimo, il 29, oggi è il 14, quindi insomma, ha fatto a meno di lui per tutto il precampionato e poi ha vinto lo scudetto. La dinamica non è, nel senso, se è un infortunio muscolare, Sì. insomma, secondo me qualche partita rischia di saltarla. Non solo la prima di Serie A. Direi di sì, anche perché la struttura fisica di Lukaku è importante, Sì. quindi bisogna capire se ha sentito un colpo, una fitta mentre calciava, allora secondo me... Io mi ricordo quando lo vedevo giocare a San Siro per l'Inter, cioè se eri nella zona di campo vicino a lui sentivi che vibrava Sì, ha uno il strapotere terreno. fisico. È vero che l'anno scorso è arrivato grazie. tardi, però era arrivato, tra virgolette, sano, nel senso, adesso iniziare dopo un mese e fermarsi, ovviamente gli si augura che non sia niente. Ecco, guarda il nostro Francesco Nigro. Però se dovesse Paolino in essere regia. un piccolo problema muscolare, secondo me 2 o 3 settimane e anche qualcosa di più potrebbe saltarle. Poi non sono medico, ovviamente gli auguriamo che sia Chiaro, certo, speriamo. niente. Però il Napoli il sostituto ce l'ha, perché Luca anche oggi il suo l'ha fatto, Bene, quindi vero. diciamo che quest'anno Conte ha anche quegli uomini in più in panchina per poterne usare di più. Ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo per parlare del mercato della Juventus. Ciao amici miei, bentrovati sul canale. Oggi vi porto 2 aggiornamenti importanti. Uno riguarda una situazione che purtroppo preoccupa per un infortunio arrivato nell'ultima amichevole. L'altro invece è legato alle manovre di mercato che stanno entrando nel vivo e potrebbero regalare novità decisive nei prossimi giorni. Restate con me perché vi racconto tutto. Amici miei, bentrovati sul canale. Oggi vi porto una notizia che purtroppo non avremmo mai voluto raccontare, perché riguarda un episodio che ha rovinato in parte il sorriso che ci aveva regalato l'ultima amichevole del nostro Napoli. Sì, perché la squadra ha vinto, ha mostrato belle giocate, ha fatto vedere progressi notevoli, ma c'è un'ombra che si è allungata sul match contro l'Olympiakos, l'infortunio di Romelu Lukaku. Partiamo dal lato positivo della serata. Il Napoli ha superato la formazione greca per 2-1, un risultato che, al di là del punteggio, ha mostrato un gruppo in crescita. Mister Conte ha potuto ammirare la solidità di Anguissa, sempre un pilastro a centrocampo, la qualità e la costanza di Politano sulla fascia e la classe cristallina di Kevin De Bruyne, che ogni volta che tocca il pallone sembra appartenere a una categoria superiore. La squadra ha mantenuto ritmo e intensità, ha creato occasioni e in generale si è vista un'impronta di gioco sempre più definita. Ma la nota stonata è arrivata quando Lukaku, in piena azione d'attacco, ha calciato verso la porta avversaria e subito dopo si è fermato, portandosi la mano al quadricipite della gamba sinistra. L'espressione sul suo volto ha parlato chiaro. Dolore forte e impossibilità di proseguire. Ha subito chiesto il cambio e al suo posto è entrato Lorenzo Lucca, che non ha perso tempo e ha timbrato il cartellino, confermando la sua efficacia sotto porta. Una bella risposta da parte del giovane attaccante, ma che non cancella la preoccupazione per il belga. A bordo campo, Antonio Conte si è avvicinato a Lukaku per capire direttamente da lui cosa fosse accaduto. Secondo quanto riportato da Canale 8, il tecnico gli ha chiesto: Romelu, cos'è successo? E Lukaku, con tono serio, ha risposto: Mister, quando ho calciato, ho sentito un forte dolore che non mi ha permesso di restare in campo. Una frase che purtroppo non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche immediate. Nelle ore successive, le prime valutazioni mediche hanno parlato di un risentimento al quadricipite sinistro. Non si tratta quindi di una banale botta, e la cautela è d'obbligo. Già in quel momento era chiaro che sarebbero serviti esami più approfonditi per capire l'entità esatta del problema e stimare i tempi di recupero. Purtroppo le notizie arrivate successivamente non hanno rassicurato l'ambiente. Dal ritiro di Castel di Sangro, che si stava concludendo in un clima sereno, si è passati a un'atmosfera di allerta. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, si teme addirittura una lesione muscolare, ipotesi che comporterebbe uno stop ben più lungo del previsto. Le prime impressioni, sia del giocatore che dello staff, non sono positive.
Gli esami strumentali in programma nelle prossime ore saranno determinanti, ma la paura è che Lukaku possa saltare l'inizio della stagione ufficiale e di conseguenza obbligare il Napoli a rivedere alcune mosse di mercato. Non è un segreto che Lukaku sia un punto di riferimento fondamentale per il progetto di Conte. L'allenatore lo conosce bene, sa quanto possa essere decisivo non solo per i gol, ma anche per il peso che porta in area avversaria e per la capacità di far salire la squadra. Un'eventuale assenza prolungata complicherebbe non poco i piani tattici e obbligherebbe a valutare soluzioni interne o interventi sul mercato. Per ora non ci resta che attendere il responso degli esami. In queste situazioni la fretta è cattiva consigliera e la priorità è evitare ricadute. Il Napoli e Conte vogliono avere Lukaku al 100%, perché un giocatore del suo calibro, in questa Serie A, può fare la differenza in ogni singola partita. Questa era l'ultima da casa Napoli, amici miei. Appena ci saranno novità sull'esito degli esami e sui tempi di recupero, sarete i primi a saperlo qui sul canale. Vi invito a iscrivervi per restare aggiornati su tutte le notizie della nostra squadra, amici miei. Ma non finisce qui, siamo qui per fare il punto sulle notizie calde che stanno infiammando il mercato del Napoli. E, credetemi, oggi c'è parecchio da dire. La squadra ha chiuso il precampionato con la vittoria per 2-1 contro l'Olympiakos, prestazione incoraggiante e buon morale in vista della nuova stagione. Ma il lavoro dietro le quinte, quello che si fa negli uffici e al telefono, è appena iniziato e noi siamo qui per raccontarvelo come sempre, minuto per minuto. Partiamo da una delle trattative più seguite di queste settimane, Juanlu Sánchez. Il nome del giovane esterno spagnolo del Siviglia è ormai al centro del radar di Giovanni Manna da giorni e la volontà del Napoli di portarlo a casa non è cambiata di una virgola. La buona notizia, anzi la prima delle due buone notizie, è che il ragazzo stesso vuole solo ed esclusivamente il Napoli. Ha fatto capire a tutti, e soprattutto al Siviglia, che la sua scelta è vestire l'azzurro e lavorare con Antonio Conte. Non è cosa da poco, perché in certe trattative la volontà del calciatore è quella che può spostare gli equilibri e accorciare i tempi. Matteo Moretto, che di mercato se ne intende, lo ha detto chiaro. Juanlu sta tenendo viva la trattativa quasi da solo. Sta spingendo con il Siviglia per far sì che venga accettata l'ultima offerta presentata dal Napoli. Parliamo di circa 17 milioni di euro. Non un'offerta qualsiasi, ma una cifra importante, in linea con la valutazione del club andaluso. L'altra buona notizia riguarda la concorrenza. Il Wolverhampton, che fino a poco tempo fa era considerato un avversario diretto nella corsa Juanlu, si è definitivamente sfilato, una squadra in meno, un ostacolo in meno. Ora il Napoli ha campo libero per andare all-in e provare a chiudere la partita. Ma non finisce qui, perché sul tavolo c'è un altro nome che ha acceso la fantasia dei tifosi, è il GIF Elmas. E qui, ragazzi, si entra nel campo dei ritorni che sanno di romanzo. Dopo giorni in cui la pista sembrava essersi raffreddata, oggi arriva una svolta che riaccende le speranze. Come riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli non ha mai realmente mollato il Macedone e, anzi, è pronto a piazzare l'affondo decisivo tra lunedì e martedì della prossima settimana. E qui bisogna fare una considerazione. Elmas non è un giocatore qualunque. Parliamo di un campione d'Italia, uno che sa già cosa significa vestire la nostra maglia, uno che conosce l'ambiente, la piazza, la pressione e l'amore che si respira qui. La sua duttilità lo rende perfetto per Conte, può giocare in più ruoli, sia in mezzo al campo per dare respiro a De Bruyne e McTominay, sia sulle corsie, alternandosi con Politano, Neres e Lang. Prenderlo significherebbe sistemare due caselle con un solo colpo. Elmas, dal canto suo, sembra non vedere l'ora di tornare. Ha già dato il suo ok, la sua disponibilità a rientrare, e questo rende tutto più semplice. Ma attenzione, semplice non significa scontato. Ci sono cifre da discutere, accordi da trovare, e il mercato, lo sappiamo, può sempre riservare sorprese. Però la volontà di tutte le parti sembra esserci e quando la volontà è forte spesso il traguardo si avvicina. Intanto sul campo Conte continua a plasmare la squadra. La vittoria contro l'Olympiakos ha mostrato segnali positivi, intensità, pressing alto, gioco verticale. Ma il mister lo sa bene. Per affrontare una stagione lunga e piena di impegni servirà una rosa profonda, con ricambi all'altezza in ogni reparto. E proprio per questo Manna sta lavorando senza sosta. Juanlu ed Elmas sono due nomi diversi per età, caratteristiche e storia, ma entrambi rispondono a un'esigenza precisa.
dare a Conte alternative di qualità immediata. L'obiettivo è arrivare a fine mercato con una squadra capace di competere su tutti i fronti, senza punti deboli evidenti. Noi tifosi, intanto, aspettiamo e osserviamo, con la consapevolezza che queste settimane possono decidere tanto del nostro futuro. Huanlu potrebbe essere il presente e il futuro della fascia destra, un giovane di talento pronto a crescere con noi. Elmas, invece, sarebbe il ritorno del guerriero, l'uomo di fiducia che già sa come far esplodere il Maradona con un gol o un assist nei momenti decisivi. Queste sono le ultime e come sempre vi prometto che qui sul canale sarete aggiornati su ogni sviluppo, senza giri di parole e con il cuore da tifoso che ci accomuna. Restiamo in attesa, perché le prossime ore e i prossimi giorni potrebbero portare notizie decisive. E adesso tocca a voi. Ditemi nei commenti chi vorreste vedere arrivare per primo tra Huanlu ed Elmas e quale dei due pensate possa dare di più nell'immediato. E ovviamente non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella, perché da qui alla fine del mercato non ci fermeremo un secondo. Forza Napoli, sempre!